babà rustico vi servirà proprio nei giorni di festa, lo potete mettere anche a tavola come antipasto. Guagliò, è una specialità. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Babà rustico lo farò metà salsicce e friarielli e metà salumi e formaggi. Per fare il babà rustico segnatevi la ricetta: mezzo chilo di farina Manitoba, mezzo chilo di farina 00, 700 ml di latte tiepido, lievito di birra fresco 25 grammi, 20 grammi di sale, 10 grammi di zucchero, 100 ml di olio oppure, se preferite, 100 grammi di burro morbido. Andiamo a mescolare la farina, lo zucchero, il sale, 100 grammi di parmigiano, il lievito. Iniziamo a mescolare tutto con 8 tuorli d'uovo. Adesso misco il latte un poco alla volta, unisco l'olio, impasto per una decina di minuti. Qua ragazzi, l'impasto è pronto, l'ho tolto dalla planetaria, l'ho diviso in due. In uno aggiungo salsiccia e friarielli che già avevo preparato prima e un po' di scamorza. Adesso lo impasto, ecco qua, lo chiudo ben bene e lo metto nella forma del pandoro, così facciamo il pandoro, salsiccia e friarielli. Ecco qua, vedete? Salsiccia e friarielli è pronto e lo metto nello stampo del pandoro, così fate un antipasto sfizioso i giorni di Natale. Nell'altra metà dell'impasto aggiungo formaggio e salumi e impasto tutto insieme. Ecco qua, mischiate tutto all'impasto. Adesso prendete la forma del ruoto, quello là del casatiello, e iniziate a metterci l'impasto dentro. Ecco qua. Ecco qua, salsicce e friarielli e salumi e formaggi. Ho messo un po' di burro sopra per non farli seccare. Mettiamo nel forno spento fino al raddoppio del volume.